Manuel Menti, il vicepresidente del Comitato Fisi FVG. Manuel, come ci apprestiamo a vivere questa nuova stagione? Ma chiaramente al massimo, al meglio e soprattutto ben organizzati. Il Comitato sta spendendo energie grazie alla Regione che c'è molto vicina, e questo devo spendere un ringraziamento al Presidente che è riuscito a coinvolgere la Regione in toto in tutte le attività che facciamo. Quest'anno abbiamo appuntamenti importanti in Friuli, abbiamo la Coppa del Mondo, campionati italiani, tante belle iniziative importanti che daranno in modo di capire che il Friuli è una regione che riesce a fare belle gare, e il Comitato si sta spendendo assieme a tutti i club e volontari affinché queste manifestazioni riescano al meglio. Sarà una stagione importante per le Olimpiadi, per la Coppa del Mondo di Tarvisio, ma ci sarà anche un altro appuntamento importante a livello nazionale per lo sci alpino, vero? Sì, certo. Abbiamo quest'anno i campionati italiani e giovani sullo Zoncolan a Sera Nevea, per un appuntamento importante che stiamo già adoperando in maniera tale da poter sia accogliere chi non è mai stato in Friuli, chi comunque è già stato nel miglior modo possibile. Questa sintonia fra due località diverse. Sì, no? Assolutamente sì, anche perché come ben sapete sullo Zoncolan faremo le discipline tecniche, mentre Sera Nevea sarà dedicata alla velocità. E dai ragazzi dello sci alpino, del comitato, cosa ci possiamo aspettare? Ma abbiamo buone prospettive, stanno lavorando bene, hanno fatto un'estate veramente intensa, anzi anche all'apporto che ha dato il Presidente in prima persona per la preparazione atletica. Abbiamo iniziato nuovi progetti di crescita e anche per portare negli anni a venire un'organizzazione più dedicata alla crescita dei ragazzi, per cui tante belle iniziative finalizzate chiaramente alla crescita del movimento, per cui siamo fiduciosi che qualche risultato quest'anno in più rispetto alle altre discipline lo riusciremo a portare come Friuli Venezia Giulia a casa.